11 piani di intervento per un ammontare complessivo di quasi 350 milioni di euro. In estrema sintesi è questo il grande progetto presentato dalla Regione Veneto per approvvigionarsi di acqua pulita destinata all'agricoltura e all'irriguo. 2 anni di progettazione che sono serviti anche per raccogliere i primi 200 milioni, di cui 70 serviranno subito per avviare i primi cantieri. Attraverso i consorzi di bonifica verrà prelevata l'acqua dall'Adige, che sarà ridistribuita attraverso il canale Leb, che verrà rimesso a nuovo. Un modo drastico per evitare le fonti compromesse dall'inquinamento dei FAS. Porteremo nell'alta pianura berica e nell'area comunque della provincia di Padova e di Venezia interessate da questo problema acqua pulita che sarà a disposizione delle aziende agricole, irrigherà i campi ma soprattutto pulirà le falde da questo inquinante. I pochi fondi che inizialmente erano a disposizione sono stati impiegati per redigere tutti i piani esecutivi, una strategia che è stata premiata. Siamo stati pronti, grazie anche ai consorzi bonifica e ai loro tecnici, a presentare questi progetti quando i bandi sono stati aperti dai ministeri e abbiamo portato a casa metà delle risorse nazionali, quindi una grande soddisfazione e una grande ricaduta anche economica per i nostri territori. Passiamo dalle parole ai fatti, veniamo qui ad illustrare progettualità, impegni, cantierabilità, lavori, risposte ai problemi che questo territorio aveva. L'Adige è il nostro fiume più pulito, è uno dei fiumi più puliti d'Italia. Pensate che a valle e a monte già gli acquedotti prelevano l'acqua per dar da bere alle famiglie. Noi distribuiamo questa acqua nel territorio. L'acqua è sufficiente, abbiamo fatto il progetto, è stato studiato in funzione della dotazione che abbiamo oggi, in modo tale da non andare a utilizzare acqua in più come la normativa europea ce lo impone.